Si è svolto a Raffadali presso lo Sport Center il secondo memorial in ricordo di Nino Virone, un giovane poliziotto penitenziario venuto a mancare a causa di una grave patologia. Il giovane raffadalese, molto apprezzato nella comunità della città del Pistacchio per il suo carattere gioioso e cordiale, è stato ricordato durante un quadrangolare di calcio a 5 che ha visto l'ampia partecipazione dei colleghi di Nino, il reparto di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari Petrusa di Agrigento, Piazza Lanza di Catania e Pagliarelli di Palermo. Proprio quest'ultimi si sono classificati al primo posto, presente anche la squadra degli amici di Nino, che si sono piazzati al terzo posto. Nino Virone amava il calcio, lo sport in generale. I familiari presenti alla manifestazione hanno ringraziato i presenti per l'affetto e la vicinanza dimostrata, oltre alle autorità religiose, con l'arciprete in testa, Don Stefano Casà, presenti anche i comandanti del Petrusa di Agrigento, Giovanni Andoci, del Pagliarelli di Palermo, Giuseppe Rizzo. Al termine del quadrangolare si è proceduto anche alla premiazione con le coppe e le targhe di riconoscimento a tutti i partecipanti. Non basta dire Nino, già il ricordo è quello. Nino era tutto, era una persona gentile, altruista, sensibile, non so altro che dire. Sì, io ci ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare con lui, ho lavorato con suo fratello e devo dire che il ragazzo era un angelo per me, ecco io. L'ho conosciuto poco perché purtroppo è successo quello che è successo, però quel poco che l'ho conosciuto diciamo che era come se l'avessi conosciuto da una vita. Sono contento che viene ricordato ogni anno con questo memorial, perché proprio fare memoria di una figura del genere è importante, sia per la famiglia, perché giustamente rimane nei ricordi vivi e soprattutto nei ricordi positivi, belli della sua vita, e sia anche in tutto questo contesto di giovani che gli sono stati vicini con l'amicizia, perché rafforzano di più questo senso di amicizia che la morte lo spezza appunto nessuna amicizia, anzi la rafforza. Sì, è triste e gioioso nello stesso tempo, perché triste perché è venuta a mancare una persona diciamo molto bella, una bella persona, un bel modo di fare eccetera. Gioiosa perché comunque lo ricordiamo vivo, perché lui amava il calcio, almeno da quello che ricordo, da quei pochi momenti che abbiamo parlato insieme, il calcio per lui era la vita. E quindi il ricordo in questo memorial, comunque attraverso una partita di calcio, per ricordarlo diventa un ricordo vivo, e quindi è gioioso perché lo ricordiamo vivo. Noi cristiani crediamo che lui è vivo, con la sua anima da lassù, che ci guarda, che gioisce, che prega eccetera. A maggior ragione questi momenti ci servono proprio per credere ancora di più in questo. Di Nino ho un bellissimo ricordo sia come collega sia come amico. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, anche nell'ambito calcistico pure. Nino era un ragazzo solare, era un ragazzo allegro, soprattutto era... dire che la morte lo ha strappato molto prematuramente perché era un ragazzo che amava la vita. Ancora meritava tanto di vivere, però la volontà di Dio non possiamo andare contro a questa cosa, però posso sempre ricordarlo in una maniera allegra, educato, è un ragazzo soprattutto veramente alla mano, di compagnia, di tutti. Di Nino ora queste manifestazioni, queste cose portano a ricordarlo ancora di più e nello stesso tempo anche a tenerci uniti a noi, in maniera che queste manifestazioni sono sempre un punto di ritrovo fra noi colleghi, è un modo anche come ricordare un grandissimo collega e amico nello stesso tempo. Anche i colleghi di Palermo Pagliarelli, nonché quelli di Piazza Lanza, hanno aderito con un grande entusiasmo proprio per la vicinanza di Nino, perché era conosciuto un po' anche da altri, sia perché a Catania aveva prestato servizio, ma anche i colleghi di Pagliarelli hanno sposato questa causa e hanno preferito essere presenti. Ricordo bellissimo di mio figlio, era un ragazzo splendore, ci faceva male da tutti.